Domani sarà presente sia il ministro De Micheli che il ministro Speranza e il ministro Boccia e spero veramente che arrivino a stabilire e a chiarire che l'ordinanza di Speranza vale e quindi la dovranno, non so in che modo, se rifare, però vale per l'alta velocità e dovranno dare delle rassicurazioni. L'ordinanza del ministro Speranza, che reintroduce il distanziamento sui mezzi pubblici, ha colto di sorpresa le regioni che hanno chiesto un incontro urgente al governo per fare chiarezza sul fronte trasporto e soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Siamo arrivati sostanzialmente che c'è il caos, totale, soprattutto anche per riuscire a capire come affrontare l'apertura delle scuole. Diciamo che abbiamo fatto un passo indietro. Se ripristineranno obbligatoriamente il distanziamento, devono anche dirci e spiegarci come dovremo fare per portare i ragazzi a scuola. Sul tavolo, tra le richieste delle regioni, maggiori finanziamenti per ampliare il parco mezzi e su questo fronte una buona notizia arriva dal decreto agosto. Prevede un incremento delle risorse per i mancati ricavi di altri 400 milioni, se le mantengono. Questa è la bozza. Se non viene tagliata, quindi vuol dire che per il Veneto parliamo di una copertura per mancati ricavi di 90 milioni. Incremento del numero dei mezzi necessario anche nel caso, aggiunge l'assessore, venga eliminato il distanziamento. Non possiamo permettere che gli autobus circolino come circolavano nel pre-Covid, quindi comunque un minimo di potenziamento del servizio ci vorrà. Ma le aziende, evidenzia ancora la De Berti, non hanno la possibilità di potenziare i mezzi. Devono essere stanziate delle risorse per potenziare comunque in ogni caso il servizio a settembre, con la possibilità di rivolgersi anche ad NCC, taxi e bus operator che sono in questo momento potrebbero tornare molto utili. Domani le regioni intendono chiudere la pratica anche perché il tempo a disposizione ormai è agli sgoccioli. Le aziende di trasporto organizzano l'orario scolastico a giugno per settembre. Siamo ad agosto inoltrato e le aziende di trasporto ancora non sanno gli orari.